Cosa dire, il cinema in Sardegna è una realtà che negli anni si sta sviluppando sempre di più. Noi in 9 anni del cinema indipendente sardo abbiamo visto veramente tantissimi registi emergenti e la cosa bella è che le produzioni sono aumentate, sono anche migliorate parecchio dal punto di vista qualitativo. On va où là On va au casting. Abbiamo come ospiti i registi del cinema indipendente, quindi tutta una serie di proiezioni, 2 ore di spettacolo, di proiezioni di cortometraggi molto belli, di giovani autori indipendenti. Mi chiamo Melania Palitta, sono anch'io un'operatrice del settore, mi occupo di danza, di video, di film, insomma tutto ciò che è relativo al movimento. Allora, sono qua per sostenere il cinema indipendente sardo perché noi sardi abbiamo un patrimonio e artistico molto elevato e molto spesso non sostenuto. Presentiamo Movimento. Movimento è un'associazione fondata in Sardegna, autori, registi, elettricisti, macchinisti, scenografi, sceneggiatori e chi più ne ha più ne metta. La condizione del cinema in Sardegna ovviamente non è stabile, ci sono tante cose delle quali discutere con il nostro pubblico e lo faremo in questa sede. Cari amici di Nuoro, in collegamento dagli studi di Movimento di Cagliari, sto scherzando ovviamente, non abbiamo neanche un posto dove riunirci, dove incontrarci per adesso. Allora, prima cosa, devo ringraziare PJ Gambiori per averci ospitato, per ospitare questo messaggio, per aver ospitato alcuni di noi che sono venuti al Festival del Cinema Indipendente Sardo di Nuoro, dove vi state incontrando in questi giorni, dove state vedendo dei film. E lanciarvi un messaggio che vuole essere un messaggio di speranza per il futuro del cinema in Sardegna. Ormai è una realtà, lo sapete, perché vedete i nostri film, vedete i nostri cortometraggi, lungometraggi, documentari, vedete tutto quello che facciamo. Il pubblico sardo credo che sia anche molto orgoglioso di quello che viene fatto nel mondo del cinema isolano. Però dovete sapere che è un momento di grande difficoltà, perché dalla regione non arrivano segnali importanti, non c'è un sostegno di tipo economico in questo momento al nostro settore, o almeno non adeguato a quello che è l'importanza del settore. È un settore che, come sapete, insomma, quasi ogni anno riesce a mandare uno dei suoi film ai festival internazionali. Abbiamo voglia di essere presi sul serio, perché la battaglia che stiamo facendo è una battaglia importante. Sulle nostre magliette c'è scritto: il cinema è un'industria sostenibile. Cosa significa questo? Che tra le tante possibilità di sviluppo nella nostra isola, quella dell'industria del cinema, questa industria che sostenibile, come diciamo, è importante perché può dare lavoro, può servirci ancora a raccontare storie, ad attrarre produzioni che vengano da fuori e lasciano sul nostro territorio ricchezza. È questo quello che stiamo chiedendo. Per cui vi lascio con questa speranza che il cinema in Sardegna trovi nel giro di qualche anno, diventi una delle industrie più importanti. Arrivederci.